Buonasera, buonasera a tutti da Cristina Pagnin, buonasera agli spettatori di Telechiara e anche agli ascoltatori di Blu Radio Veneto, ben trovati a questo appuntamento in diretta dalla Basilica di San Marco in Venezia. Qui con me per accompagnarvi in questa speciale diretta c'è Mirko Cavallin di Blu Radio Veneto, grazie per essere con noi Mirko. Grazie Cristina, buonasera a tutti. E Alessandro Polette dell'ufficio stampa del Patriarcato di Venezia, ben trovato Alessandro. Un saluto anche da parte mia, buonasera. Questo è senza dubbio uno dei momenti più importanti, più significativi che la Chiesa di Venezia e del Triveneto stanno per vivere, che noi abbiamo il piacere di seguire per voi. Dopo quasi 10 anni di guida di questa Chiesa, infatti, il cardinale Angelo Scola, come sapete, eletto arcivescovo di Milano, oggi saluta la sua diocesi. Sarà quindi un avvenimento veramente che segnerà la storia della Chiesa di Venezia, ma anche della Chiesa del Triveneto. In qualche modo il cardinale Scola infatti era anche il presidente della conferenza episcopale triveneta. Tra poco alle 18:30 davanti alle autorità civili, militari, davanti al clero, davanti ai rappresentanti dei movimenti ecclesiali, a tutti i fedeli, inizierà appunto la concelebrazione di congedo. Intanto però noi abbiamo modo di proporvi subito in anteprima alcune bellissime immagini che vi mostreranno appunto il patriarca Angelo Scola in gondola attraversare il Canal Grande e salutare la città proprio sotto il ponte di Rialto. Sì Cristina, effettivamente il passaggio in Canal Grande è stato molto suggestivo. L'ultimo giro in gondola, tra l'altro una gondola particolare chiamata la Disdotona perché ha 18 remi, disdotto appunto in dialetto vuol dire 18, accompagnato con la partenza dalla Basilica della Salute lungo tutto il Canal Grande fino appunto al ritorno a San Marco. Alla Salute il cardinale Scola ha potuto con i sacerdoti, i diaconi della diocesi di Venezia vedere i lavori quasi ultimati, lo saranno ufficialmente a giugno 2012, del seminario patriarcale, ed è stato un momento anche suggestivo per tanti sacerdoti che magari qualche decennio fa hanno frequentato quegli ambienti ora completamente rinnovati. Già in parte saranno utilizzati nell'anno scolastico che sta per iniziare nel seminario patriarcale, poi dal 2012 saranno completati i lavori. Dunque il passaggio sul Canal Grande in gondola, l'altro giorno c'è stata la regata storica a Venezia e quindi un passaggio ulteriore, certamente con ritmi diversi, come è stato anche un po' per il Papa appena qualche mese fa. Grazie Mirko, noi vorremmo anche cogliere l'opportunità di questo spazio che ci è concesso appunto prima della Santa Messa per proporvi anche le testimonianze per esempio di chi è stato a stretto contatto con il Patriarca in questi suoi quasi 10 anni a Venezia. Qui accanto a me c'è Maria Letizia Milanese, che è la Presidente della Consulta per le aggregazioni laicali. Maria Letizia, intanto vorrei chiederle subito l'emozione di questo momento, di questa chiesa gremita che ha visto l'ingresso del Patriarca e che adesso vede il suo saluto. Beh, devo dire che l'emozione è tanto grande e anche la voglia di dimostrare al nostro Patriarca come tutto l'affetto, perché non è tanto quando una persona ti lascia che puoi sentire dentro di te anche tutto quello che gli hai voluto bene, ecco, questo sentivo di dire. Voi avete fatto un lungo percorso, un lungo cammino insieme a lui, il Patriarca Scola ha detto che è cambiato grazie a Venezia, ma anche voi naturalmente siete cambiati grazie a lui. Con che spirito adesso ripartire? Ma credo che anche noi abbiamo fatto in questi anni un cammino con lui, è stata una scuola di comunione, ecco, abbiamo imparato un po' di più a conoscerci reciprocamente, a sostenerci reciprocamente, a essere, come dire, sostenitori dell'altro gruppo, dell'altra associazione, quindi non sarà un andare avanti in questo percorso. Credo che non cambierà, nel senso che quello che si è vissuto nell'amore reciproco rimane, e però può solo anche approfondirsi e andare avanti, ed è questo lo scopo di questa
di questo lavoro di questi anni. Grazie mille. A Maria Letizia Milanese, Presidente della Consulta per le aggregazioni laicali. Vorremmo approfittare anche di questo momento per proporvi i ringraziamenti, i saluti che i rappresentanti istituzionali e alcune autorità politiche hanno rivolto al Patriarca Scola, il Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, ma anche il Governatore del Veneto Luca Zaia, proprio lunedì sera in occasione del saluto del Cardinale Scola. Ecco, ma prima di sentire appunto le istituzioni, io vi voglio raccontare di come i fedeli si siano tutti alzati in piedi in questo momento, perché è arrivato il Patriarca Angelo Scola, ecco, lo vedete accompagnato appunto dal Sindaco e sta stringendo le mani, sta per arrivare, eccolo, lo vediamo, il Patriarca Scola. Mirko adesso tornerà fra 10 minuti, perché in questo momento, in questi 10 minuti lui avrà modo di recitare una preghiera e poi farà ritorno qui in Basilica. Esattamente, la preghiera è proprio in un luogo che a lui molto caro, che è l'immagine della Vergine Nicopeia che si trova entrando a San Marco nella navata di sinistra, ed è un'immagine, la figura di Maria, che lui cita spesso. Appunto spenderà qualche minuto in preghiera qui proprio davanti a questa immagine, che poi sarà ricordata anche nel corso della Santa Messa. Domani è una festività mariana, Maria è patrona della diocesi di Milano, quindi davvero c'è questo legame. A questo punto direi, visto che è arrivato anche con qualche minuto di anticipo, la gondola è stata più veloce evidentemente, i rematori, i gondolieri meglio del previsto, direi che possiamo lanciare un contributo. Esatto, io appunto farei sentire proprio al nostro pubblico il ringraziamento che ha rivolto il Sindaco di Venezia Giorgio Orsoni al Cardinale Scola lunedì sera al Teatro La Fenice di Venezia. Sentiamolo. Io ho avuto il privilegio di assistere al suo ingresso nella nostra città. In Basilica, ero nell'ultima fila fra tante autorità. E devo dire che, un po' in disparte così, le confesso che quando quel suo ingresso mi ha molto impressionato. Mi ha impressionato la sua forte personalità, il suo discorso alto, molto bello, ma molto forte. Ho avuto questo impatto con un uomo di scienza, un uomo di studi, uno studioso, e in quel momento, devo dire, forse non solo io, ma molti veneziani, pur guardandola con grande rispetto, avevamo una vena di rimpianto per il nostro amatissimo Patriarca Marco, un uomo così umile anche, ma così, che aveva sempre toccato profondamente il cuore dei veneziani. Ebbene, lei oggi ci lascia con lo stesso rimpianto, perché anche lei è riuscita a penetrare nel cuore dei veneziani. Da vero pastore, quell'uomo di scienza stimato, ma che vedevamo un po' lontano, oggi è veramente il nostro pastore. Il pastore autorevole, come ha detto prima la Presidente, al quale la comunità dei fedeli sa di potersi rivolgere, di avere sempre una parola di conforto. In questi 10 anni siamo cambiati tutti, siamo cresciuti, non solo nella fede, ma anche come cittadini, come uomini. E lei ci ha aiutato a cambiare noi stessi, ma anche la città, con le sue iniziative che sono state ricordate. Ci ha ricordato a noi stessi quelli che siamo, gente forte. I veneziani sono sempre stati gente forte, ed aperta però al mondo, all'accoglienza, alla diversità. Ha dato un nuovo slancio alla vita della città. Questa è la cosa che io credo di doverle veramente riconoscere. Uno slancio che, come dire, di cui la città aveva bisogno. La città si era, come dire, un po' seduta.
Allora che cosa le posso dire a conclusione di queste mie poche parole? Le promettiamo che non dimenticheremo il suo insegnamento. Un insegnamento che ci ha cambiato anche noi. Le promettiamo che dopo questa esperienza abbiamo imparato di nuovo ad affrontare il mare aperto, a rivolgerci al mondo con quella sicurezza e con quella forza che era dei vecchi veneziani. Grazie Patriarca, e lei sarà sempre nel nostro cuore e speriamo di poterla sempre accogliere qui a Venezia con lo stesso entusiasmo, lo stesso affetto con cui oggi la salutiamo. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, dunque l'altra sera al Gran Teatro La Fenice in occasione dei saluti della comunità civile, sindaco che in questi giorni è impegnatissimo su vari fronti, davvero un mese di settembre molto intenso per la città di Venezia, anche un po' al centro del mondo. Il territorio del Patriarcato di Venezia, come sapete, ha una configurazione geografica un po' particolare, nel senso che tocca la città di Venezia, poi alcune località, alcuni comuni della Riviera del Brenta e del litorale. La provincia di Venezia, considerata dal punto di vista amministrativo, invece ha un'estensione più grande e tocca addirittura, oltre alla diocesi di Venezia, al territorio di altre 5 diocesi, la diocesi di Treviso, la diocesi di Concordia Pordenone, la diocesi di Padova e la diocesi di Chioggia nella parte meridionale. Un'altra autorità la cui voce andiamo a sentire è raccolta proprio sempre l'altra sera al Gran Teatro La Fenice, quella della presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, che ha avuto modo proprio l'altra sera, insieme alle altre autorità, di essere presente e di salutare ufficialmente il Patriarca. Sentiamo la presidente Zaccariotto. Eminenza, con la sua partenza ci mancherà sicuramente la sua figura unica di pastore della Chiesa veneziana. Lei, padre, ha saputo incarnare con pienezza il senso di questo ruolo e attraverso i suoi interventi ci ha proiettato in una dimensione etica universale, ma al contempo sempre attento ai temi più urgenti, più concreti per il territorio veneziano. Ricordo con piacere la sua venuta a Ca' Corner, il palazzo della provincia, lo scorso ottobre, in occasione della sua visita pastorale. Uno degli argomenti spinosi da lei affrontati è stato il lavoro e disse: queste sono le sue parole, per superare la crisi credo si debba far leva sulla produzione di intelligenza nuova e andare nella direzione della partecipazione agli utili di impresa da parte dei lavoratori. E sempre le sue parole dissero: restituiamo dignità ai lavoratori con interventi articolati, senza dimenticare di mantenere vivo il dialogo fra le parti, le istituzioni, le imprese, il sindacato, che non deve mai venir meno. Grazie al suo incoraggiamento, in questi 2 anni di amministrazione della provincia abbiamo affrontato con il massimo impegno i temi più scottanti del momento sociale e politico: il futuro dei nostri giovani, la domanda di legalità e di sicurezza, il bisogno di integrazione degli immigrati e di rispetto della nostra civiltà, la tutela e la ricostruzione della qualità dell'ambiente e dello straordinario patrimonio culturale di Venezia, con la sua storia millenaria unica al mondo. Il suo richiamo ci è stato a tutti di stimolo e di guida in questioni complesse, non solo economiche, ma soprattutto sociali. E tra le autorità presenti sul palco della Fenice, proprio per salutare e ringraziare il Patriarca di Venezia Angelo Scola per questi 10 anni che ha vissuto qui e per il suo grande contributo alla Chiesa ma anche alla comunità civile, c'era accanto appunto alla Presidente della Provincia e il Sindaco di Venezia anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato il momento fondamentale della visita pastorale condotta appunto negli ultimi anni dalla Patriarca Scola, non soltanto presso
presso appunto le comunità ecclesiali, ma anche presso i simboli della comunità civile. Era stato a Cacorner, nella sede della provincia di Venezia, ma è stato anche appunto nella sede del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, proprio a ricordare che i cristiani devono immergersi nella vita a tutto tondo, e quindi la politica è un ambito in cui il cristiano vive e può essere attivo. E poi il governatore del Veneto ha salutato il cardinale Scola con un ultimo pensiero molto bello, ispirato alle parole delle memorie di Adriano, appunto il libro di Marguerite Yourcenar, in cui si dice che il paese nativo di una persona è il paese in cui una persona comincia a conoscere se stesso, e il governatore si augura che in qualche modo quindi il cardinale Scola rimanga un po' veneto, ma sentiamolo. Posso negare che assieme abbiamo vissuto anche dei momenti di gioia, di ansia, di dolore. È bene che li ricordiamo. La gioia di avere il Santo Padre, ad esempio, questo lo dobbiamo a lei, avere la visita del Santo Padre che è venuto qui a sublimare le radici cristiane di questa comunità, che le porta anche nel gonfalone, quel gonfalone che questa sera io le regalerò, le donerò a nome di tutti i veneti. Quelle radici cristiane che ancora oggi ci permettono di dire che una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, lavora gratuitamente, ruba il tempo alla famiglia, il tempo libero, per donare qualcosa alla comunità. Quante volte assieme abbiamo parlato dell'importanza di questo Stato sociale, che non è Stato, ma è molto presente sul territorio. Interventi quotidiani dei nostri veneti che si sostituiscono magari alle istituzioni che mancano per inerzia, mancano perché comunque non hanno la possibilità di intervenire. La gioia della sua visita pastorale. La visita pastorale per la prima volta della storia di un patriarca in Consiglio regionale, l'incontro di questa istituzione laica, l'occasione di un grande confronto che comunque ha avuto una risonanza unica anche per il grande valore che lei è riuscito a dare a questo incontro. L'ansia di quell'immigrazione della quale molto abbiamo parlato, di quella visione che io ho che questa comunità deve essere sempre più multiculturale ma non multietnica, di questa visione un po' alla Tony Blair, della volontà di dare assolutamente risposta a tutti quegli immigrati che vengono qui ad integrarsi. Il grande confronto che c'è stato in periodi non facili, diciamolo fino in fondo. 500.000 immigrati hanno diritto ad una risposta, hanno diritto ad un'integrazione, in un momento nel quale c'è difficoltà. E sono i momenti del dolore. Non possiamo non ricordare la crisi. Lei spesso ci dice che la crisi non è una crisi economica, ma è una crisi delle coscienze. Ricordiamo che questa crisi comunque lascia anche il triste ricordo, del quale abbiamo parlato, di 13 imprenditori che si sono suicidati nelle loro aziende, non nei villaggi turistici, nelle loro aziende, non sapendo affrontare magari la difficoltà di dover dire ai loro lavoratori non ce la faccio più, devo lasciarti a casa, non so cosa dire alle tue famiglie. Perché qui da noi c'è ancora la piccola e media impresa. Lei andrà in un territorio, poi io non sono convinto che vieni Ambrogio, qualcuno avrà anche detto fermati Angelo, resta qui Angelo, Lei troverà magari un tessuto produttivo ed economico un po' diverso dal nostro. Il nostro è il tessuto della piccola e media impresa. Penso sia stata anche una grande palestra anche per lei questa occasione. L'80% delle imprese con meno di 15 dipendenti. Lavoratori e datori di lavoro che comunque intrattengono rapporti quotidiani che vanno anche al di là del lavoro. Non è un caso che questa sera qui ci siano i lavoratori della Vainis. E quando li ho incontrati all'ingresso mi hanno detto siamo venuti a salutare il patriarca. E questo è un grande segno di un patriarca, come dicevano il Presidente della provincia e il Sindaco di Venezia, che ha saputo essere patriarca fino in fondo, essere in mezzo a noi e con noi. Io non ho altro da aggiungere, se non quello di pensare che le nostre strade io spero si possano rincrociare, per mutuare quella figura di Colombo. Direi che lei indica la via come Cristoforo Colombo, no? Anch'io mi aggiungo a questo, però vorrei portare anche un'altra riflessione. Ho pensato a lungo cosa le può aver lasciato il Veneto e mi sono venute in mente le parole di Adriano nelle sue memorie. Adriano a 64 anni esce dal medico e inizia a scrivere queste memorie, o quantomeno ci fanno credere così, la Yourcenar ci fa credere così, e scrivendo a un ragazzotto che è Marco Aurelio, che ha 14 anni e diventerà imperatore, gli dice: ricorda che il vero luogo natio è dove l'uomo pone
lo sguardo per la prima volta su se stesso. Io spero che sia il Veneto il suo luogo nativo. Grazie. Era la voce del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che abbiamo sentito in occasione dei saluti ufficiali lunedì sera al Gran Teatro La Fenice. Siamo, lo ricordiamo, in diretta dalla Basilica di San Marco per il momento di congedo e di ringraziamento con la Santa Messa finale. Si stanno già provando i canti. Noi, come ultimo contributo, prima di trasferirci nella nostra postazione sul loggione, possiamo proporvi un ultimo contributo, che è la voce proprio del Cardinale Scola, arcivescovo eletto di Milano. Tra poco ne sentiremo i passaggi nell'omelia che, a quanto ci risulta, sarà non con un testo ufficiale ma preparato così quasi a braccio. Lo sentiamo però in un momento significativo di un discorso, nel suo passaggio l'altra sera al Teatro La Fenice, proprio mentre parla dell'unicità della città di Venezia che lui sta per lasciare. Sentiamo. Ho imparato ad amare Mozart in maniera particolare una sera del 1971, era il mese di settembre, e si riuniva per la prima volta a Monaco di Baviera il Comitato Internazionale della rivista teologica Communio, di cui facevano parte taluni grandi mostri del pensiero cattolico dell'epoca: De Lubac, Balthasar, Casper, Lehmann. E questa è stata la fortuna della mia vita, perché io ci ho messo poco del mio, ma ho avuto la fortuna di incontrare fin da ragazzo, avevo 29 anni, ero giovanissimo prete, delle grandissime personalità che mi hanno spalancato la testa e il cuore al mondo. E una sera ho assistito a un dialogo interessantissimo tra Ratzinger, Balthasar e De Lubac sul terzetto dell'addio del Flauto magico di Mozart. Mozart, un'opera che, come noi sappiamo, il flauto sembra tutta intrisa, sia detto senza nessuna antipatia, voglio dire, a priori, absit veramente ogni tipo di perfidia. È un'opera intrisa di visione massonica. Eppure i tre, soprattutto su spinta di Balthasar, dicevano che raramente il rapporto tra la grazia di Dio e la libertà era, secondo loro, stato reso nella storia del pensiero umano dalla potenza di quel terzetto dell'addio. E questo, perché mi ha colpito questo? Perché lo paragono a Venezia? Perché è la scoperta che più una cosa è singolare, unica, concreta, più diventa universale, più parla a tutti. Così è Venezia, unica, singolarissima, di una singolarità così straordinaria che diventa irresistibile di fronte ad ogni sguardo di cultura, dal cinese al giapponese al latinoamericano. Il vero universale, ciò di cui abbiamo bisogno per la pace che chiediamo al Signore, il vero universale è l'universale concreto. E quindi noi veneziani portiamo la responsabilità unica al mondo, di una città che per la sua assoluta singolarità fiorisce dalle acque e costa dolore e fatica a tutti viverla e mantenerla, ma per questo parla al mondo e ne porta la responsabilità. Io credo che
quasi 10 anni di immersione in una realtà come questa, si capisce bene che possano cambiare un uomo che sia minimamente attento a ciò che la vita gli dona, soprattutto quando sta andando verso il tramonto della vita terrena, perché questo è anche l'aspetto su cui sono continuamente portato a ritornare, cioè assumere questa responsabilità nell'imminenza dei 70 anni non è certo cosa facile. Quindi il mio grazie a Venezia, ma alla Venezia larga. Sarà bello il giorno in cui non dovremo più fare subordinate quando diciamo Venezia, per spiegare che Venezia implica anche Mestre, la terraferma, il Veneto, il nord-est, quando tutti avremo serenamente assimilato questa articolata e potente unità di questa città. Allora Venezia non può levarsi dalle spalle questa responsabilità universale, perché il suo concreto e la sua singolarità è assoluta. E come la musica è così singolare e nello stesso tempo parla una lingua che anticipa tutte le lingue, le precede e concordemente conduce ad unità, così deve essere nella nostra città. Insomma, è davvero una grande responsabilità quella che il patriarca Angelo Scola affida a tutti noi. Qui con me c'è Alessandro Poletta, a cui vorrei chiedere proprio Il clamore e anche un po' lo sconcerto per questo distacco. Adesso il distacco diventa effettivo e lo si vede in tante cose, anche in fondo nelle parole, nel tono, anche dello stile avuto per esempio dal patriarca Scola alla Fenice, in cui già trasmetteva in fondo anche la sua partecipazione emotiva a questo momento. E anche per la Chiesa di Venezia questo è arrivato il momento di salutare un pastore che ha certamente segnato con 10 anni molto intensi e che adesso viene consegnato ad una chiesa sorella. Il patriarca Scola ha insistito molto sulla necessità di vivere questo momento proprio come un momento di partecipazione ecclesiale e quindi anche il suo passaggio come un momento di vita deciso, diciamo così, dalla provvidenza attraverso i pastori della Chiesa. Ecco, molti hanno detto proprio in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, il cardinale Scola lascia grandi eredità a Venezia. Si è parlato dello Studium Generale Marcianum, si è parlato della Fondazione Oasis, che ormai è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il dialogo tra cristiani e islamici, però ci colpisce anche invece ciò che ha ricordato il cardinale Scola proprio anche nel corso dell'intervista realizzata da Telechiara e da Gente Veneta, cioè che forse la vera eredità lasciata a Venezia è un'altra. Ha parlato della scuola di metodo, del lavoro con i vicari e i provicari forani, con il consiglio di curia, cioè questo è ciò che anche se immateriale resta qui. Infatti lui in questa intervista rilasciata a Telechiara e al settimanale Gente Veneta e alla radio, Blu Radio Veneto, ha come voluto dare il senso di tutte queste cose fatte, come se lui avesse voluto dire, ecco, voi ricordate ad esempio, non so, il Marcianum, Oasis, perché sono le cose che anche all'esterno hanno più risonanza, ma in realtà tutto quello che io ho cercato di fare è stato quello di rigenerare il soggetto, cioè il soggetto personale e comunitario, la comunità cristiana, e renderla capace di uno sguardo e di una vita anche più missionaria per rispondere alle esigenze, alle domande, anche agli interrogativi dell'uomo di oggi in tutte le dimensioni di vita. Questo è stato un po' il filo conduttore delle sue azioni, che hanno portato sia a fare anche delle iniziative anche che hanno messo in risalto anche molto spesso anche sul piano comunicativo la sua persona, che hanno portato anche a delle iniziative esterne di grande impatto, ma che nascono dalla volontà che lui ha ricordato essergli stata lanciata da Giovanni Paolo II quando l'ha mandato a Venezia, di rendere ancora più viva e consapevole la comunità cristiana dei doni che ha ricevuto e che questi doni deve portarli in tutti gli ambiti quotidiani di vita, gli affetti, il lavoro, la vita politica, economica, sociale, lo sport, il tempo libero, la vita della famiglia, la vita culturale, e per questo quindi rendere anche, se vogliamo, la comunità cristiana più consapevole, più coraggiosa, più testimone, per usare il termine della testimonianza che lui ha spesso richiamato. E non a caso ha insistito molto proprio sull'importanza di un messaggio che forse non è stato colto appieno o è stato in parte frainteso, cioè quello dell'educazione al gratuito. In molti forse hanno
colto il valore del suo apprezzamento per il volontariato, per il tempo, l'energia spesa da così tanti giovani, cittadini, fedeli nell'aiutare gli altri. Ma l'educazione al gratuito, ha precisato, non è soltanto questo, non è soltanto volontariato, è di più. Infatti questa è una delle 4 finalità che hanno accompagnato la visita pastorale, che sono state poi declinate come in fondo le 4 dimensioni costitutive della vita di ogni fedele, di ogni comunità cristiana. E lui diceva che forse quella che è stata ancora poco capita è proprio questa, perché educare al gratuito significa in fondo far capire che noi, amati profondamente da Dio, dobbiamo diventare capaci di vivere tutta la nostra vita come offerta quotidiana, e quindi entrare in una dimensione d'amore che certamente si esplicita anche in alcuni gesti particolari, in alcuni impegni, servizi particolari, come lo testimoniano le tante occasioni e circostanze di volontariato, ma che deve diventare soprattutto un educarsi insieme a vivere la vita come un amore ricevuto e perciò donato, come il cristianesimo, che è incontro con la persona di Gesù, in fondo ci rilancia, ci racconta ogni giorno. Nel frattempo manca veramente pochissimo all'inizio della concelebrazione eucaristica di congedo. Possiamo già dire, Alessandro, che sarà una celebrazione particolare in qualche modo? Sì, si innesta evidentemente in una celebrazione eucaristica che segue i canoni normali. La messa è quella che avrà le letture bibliche proposte per la giornata di oggi, quindi non sono state scelte letture particolari, ma è la lettura sono le 2 letture che la liturgia propone per oggi. Le preghiere della messa, le collette sono tratte dal messale, dal rito per la chiesa locale, proprio perché questo è un evento di chiesa che rappresenta il saluto, il ringraziamento, il congedo di una persona, ma è appunto un momento di vita di chiesa particolarmente significativo. Innestato in questo contesto, cioè in una concelebrazione eucaristica che vede la presenza di moltissimi sacerdoti, dei diaconi, di religiosi e religiose, di persone consacrate, di tanti fedeli in rappresentanza delle parrocchie, delle varie aggregazioni, movimenti ecclesiali del patriarcato. Ci sono anche i rappresentanti delle altre comunità cristiane non cattoliche, che qui a Venezia hanno un certo radicamento e che costituiscono tra l'altro il consiglio delle chiese ecumeniche, quindi c'è anche questa presenza ecumenica che tra l'altro nelle immagini vedremo praticamente in prima fila appena sotto l'iconostasi, mentre in questo momento sta facendo ingresso, e forse lo vediamo anche nelle immagini, il patriarca emerito cardinale Marco Cè, che ha voluto essere presente nonostante ormai i suoi impegni pubblici si siano ampiamente diradati, proprio per la circostanza particolare, e lui stesso alla fine della celebrazione terrà un saluto che possiamo già preannunciare anche molto carico di affetto e anche molto bello, che vi invitiamo a seguire. Dicevo, nel contesto di una celebrazione eucaristica tra virgolette normale, anche se caricata di fortissimi significati, ci sarà nella parte finale alcuni momenti, alcuni indirizzi di saluto che saranno rivolti al patriarca Scola, che naturalmente terrà l'omelia e che ascolteremo con attenzione tra qualche minuto. Saranno rivolti da un sacerdote a nome appunto dei sacerdoti e dei religiosi, Monsignor Orlando Barbaro, fino a poco tempo fa vicario episcopale, ora delegato soprattutto per la parte liturgica, e poi 2 laici, un adulto di Jesolo, Giampaolo Rossi, un giovane di Azione Cattolica, Filippo Toso, e poi ci sarà appunto il saluto che preannunciavamo del patriarca emerito cardinale Marco Cè, che adesso abbiamo visto e che vediamo nelle immagini, si è accomodato nella parte proprio più vicina alla Pala d'Oro, con a fianco il suo segretario Monsignor Valerio Comin. Sta per iniziare la processione d'ingresso. Dicevo, dopo la comunione questi indirizzi di saluto, al termine anche di questi indirizzi di saluto Monsignor Walter Perini praticamente ricorderà qual è stato anche il dono che il patriarca ha chiesto e che la Chiesa di Venezia ha voluto dare al Cardinal Scola in questo momento di commiato. Il vero dono è in pratica una raccolta di fondi per realizzare un'opera di carità che aiuti proprio quell'educazione al gratuito, che aiuti non solo a realizzare un'opera, ma che aiuti soprattutto ad aumentare la sensibilità al gratuito e a vivere l'amore vicendevole nella comunità, e nella comunità più ampia, evidentemente anche civile, non solo ecclesiale. E quindi il vero regalo al Cardinal Scola è la raccolta di fondi che in queste settimane e che anche in questa celebrazione si farà, per destinarla alla realizzazione di un'opera di carità, appunto in vista dell'educazione al gratuito, in vista della carità
concreta. E poi un piccolo segno, invece un piccolo segno, come dire un dono simbolico che comunque la Chiesa di Venezia lascerà al Cardinal Scola, è un anello episcopale che porta al suo interno le insegne caratteristiche di Venezia, e che farà sì che questo legame nuziale tra il Cardinal Scola e Venezia rimanga in qualche modo fissato per sempre. Esatto, si tratta di un anello episcopale con al centro l'episodio dell'Annunciazione, che compare anche nel logo del Patriarcato, mentre invece sulla fascia sono incisi la croce di Aquileia e il leone di San Marco. Quindi ricordiamo anche che il Patriarca Scola partirà domani, lascerà domani Venezia e farà il suo ingresso nel Duomo del capoluogo lombardo il 25 settembre. Sì, già nelle prossime ore lascerà Venezia. Ieri ci faceva anche una certa, come dire, emozione nel lanciare il comunicato stampa che raccoglieva gli appuntamenti dell'ultimo giorno in città del Cardinal Scola. Bisogna dire che ci ha fatto una certa emozione nel lanciarlo e nel mandarlo, perché effettivamente questo è l'ultimo giorno pieno, un giorno ricchissimo, che abbiamo anche già in parte raccontato, con il momento alla salute nel primo pomeriggio, dove ha incontrato i sacerdoti e i diaconi del Patriarcato, e ha ricevuto anche il saluto di numerosi vescovi del Triveneto, perché il Cardinal Scola è stato in questi 9 anni abbondanti presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto, e i vescovi che non hanno potuto poi essere, alcuni saranno presenti anche qui, ma molti hanno dovuto, come dire, scappare, rientrare nelle loro sedi, hanno colto questa occasione nel primo pomeriggio in seminario alla salute per salutarlo. Poi il giro, questo ultimo giro solenne ma semplice nello stesso tempo in Canal Grande, e adesso questa messa di congedo. Poi la partenza per Milano, dove già venerdì assumerà formalmente l'incarico e il suo servizio di arcivescovo di Milano, anche se poi l'ingresso ufficiale e solenne avverrà domenica 25 settembre. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza, nella sua luce noi camminiamo, Chiesa redenta al suo amore. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza, nella sua luce noi camminiamo, Chiesa redenta dal suo amore.
dal crocifisso risorto, nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza. Nella sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. Spettatori di Telechiara e a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto che stiamo trasmettendo in diretta dalla Basilica di San Marco, dove ha luogo la solenne concelebrazione eucaristica di concedo del Cardinale Angelo Scola dalla diocesi veneziana. Il canto Chiesa del Risorto sta accompagnando tutta la processione d'ingresso, una processione molto lunga. Teniamo presente tra l'altro che una parte dei sacerdoti erano già in presbiterio, quindi c'è una presenza decisamente folta, come era prevedibile in questo momento di saluto, di congedo e di ringraziamento della Chiesa veneziana nei confronti del Cardinale Angelo Scola. Tutti i servizi liturgici di questa messa, dalle letture alle preghiere dei fedeli, alle persone che poi porteranno i doni nel momento dell'offertorio, sono stati distribuiti in modo da rappresentare davvero tutte le parrocchie, i vicariati, le zone del patriarcato e anche tutte le realtà pluriformi di questo patriarcato, quindi comprese le associazioni, i movimenti ecclesiali, le aggregazioni laicali, perché lo ricordiamo, una delle parole chiave che il patriarca Scola ha ricordato e ha cercato di perseguire più volte in questi anni è stata proprio quella della pluriformità nell'unità, cioè di una Chiesa che è comunione ma nella quale ognuno mantiene la propria caratteristica, le proprie distinzioni, fermo restando il rapporto di unità e di comunione profonda che deve legare tutti i discepoli di Cristo. Nella parte finale della celebrazione, tra l'altro sarà l'ultimo atto prima del congedo, ci sarà anche l'invocazione del canto solennissimo e antichissimo del Veni Creator, che accompagna tutti i momenti importanti e forti della Chiesa e sarà in qualche modo l'invocazione allo Spirito con cui la Chiesa accompagna e affida il suo patriarca Angelo alla Chiesa sorella di Milano. Nella luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Gloria in excelsis Deum. Laudamus gratias agimus tibi, propter maiam gloriam tua. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui seres adolesceram patris, miserere nobis.
con Santo Spirito, in gloria Dei Preghiamo, o Padre, che nelle singole chiese pellegrine sulla terra manifesti la tua Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Concedi a questa tua famiglia, raccolta intorno al suo pastore, di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia nella comunione del tuo Spirito, per divenire immagine autentica dell'Assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza del Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dov'è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose, l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non viene greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Parola di Dio. Prendiamo grazie Dio. Buono è il Signore verso tutti. Buono è il Signore verso tutti. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode. Senza fine la sua grandezza. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Buono è il Signore verso tutti. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Alleluia, alleluia, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il canto dell'Alleluia predispone alla proclamazione del Vangelo che verrà fatta dal diacono Tiziano Scatto, che tra l'altro ha avuto un legame molto forte e ravvicinato con il patriarca Angelo Scola, perché per quasi tutti questi anni lo ha accompagnato come autista, come segretario factotum in tante tappe, in tante soste della visita pastorale, in tanti appuntamenti in giro per il territorio veneziano e anche oltre, visti gli impegni numerosi del Cardinal Scola. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In diretta dalla Basilica di San Marco stiamo seguendo la celebrazione eucaristica di congedo e di ringraziamento della Chiesa veneziana al Cardinale Angelo Scola in partenza per Milano. Tra pochi secondi ci apprestiamo a sentire quella che è la sua ultima omelia. L'altro giorno proprio ricordava che sta per celebrare, almeno da patriarca, da amministratore apostolico, l'ultima messa in San Marco, e questa sarà l'ultima omelia che sta per pronunciare dal pulpito alla destra, praticamente di fronte al pulpito più alto da cui il diacono ha proclamato pochi attimi fa il Vangelo del giorno, il Vangelo delle Beatitudini. Ascolteremo le sue parole e poi dopo l'omelia ci sarà un gesto molto particolare, la professione di fede fatta dal Cardinale Scola insieme ai rappresentanti dei vicariati e dei movimenti ecclesiali del Patriarcato. Ma ascoltiamo ora il Cardinale Scola, che sta raggiungendo, ormai ha quasi raggiunto, il pulpito da cui pronuncerà la sua omelia di saluto. Cristo, vostra vita. Carissimi fratelli e sorelle, perché Cristo è la nostra vita, siamo qui questa sera a celebrare questa straordinaria Eucaristia. Perché Cristo è la nostra vita. Voi siete accorsi con un piccolo sacrificio in giorno feriale per celebrare i divini sacramenti insieme al pastore che è chiamato altrove. Perché Cristo è la nostra vita. Noi ci disponiamo a seguire un disegno che ci supera. Ma questo passo, questa disponibilità è sostenuta appunto dalla certezza che l'essere Cristo la nostra vita non è un'idea che ci siamo messi in testa, non è qualche cosa che abbiamo interiorizzato fin dall'infanzia e che portiamo avanti meccanicamente. E qual è la riprova? Cosa ci garantisce che Cristo è la nostra vita? Quella bruciante affermazione dell'attacco del 3° capitolo di Paolo ai Colossesi che abbiamo sentito proclamare: fratelli, se siete risorti con Cristo. Paolo non era mai stato a Colossi, aveva mandato i suoi amici ad evangelizzare quella terra ed erano nate comunità anche lì intorno. Eppure trova un'intensità di relazione con questi cristiani e fa loro vedere la forza di Cristo nostra vita nel presente. Siamo risorti con Cristo. Non saremo, siamo. E allora, forse che Paolo è un visionario, forse che l'esperienza della morte
e dei suoi anticipi e dai dolori, ivi compreso il dolore del distacco, tra chi si è amato e che ha cercato di amarci, anche se non sempre siamo stati capaci di capirci, forse che questa cosa è sparita. Non è sparita, anzi è proprio per questo che Paolo poi ci invita attraverso i cristiani di Colossi a una esistenza tesa a documentare la novità di questa resurrezione in atto fino a quando, per la sua manifestazione, per la manifestazione di Cristo nostra vita, anche noi appariremo con Lui nella gloria. Ma allora a cosa siamo morti? Siamo morti a uno sguardo terreno su noi stessi. Siamo morti per il battesimo a un attaccamento che certe volte ci sembra inevitabile al nostro io che non cede a questa esperienza battesimale della risurrezione che è già in atto. Paolo ci dice: vivete come gente che rivolge il pensiero alle cose di lassù, perché la vostra vita ormai è già nascosta in Cristo con Dio. E poi l'elenco di tutto ciò che appartiene a uno sguardo terreno, l'impurità, l'immoralità, le passioni, e poi insiste: non dite menzogne, perché vi siete svestiti dell'uomo vecchio e delle sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, ecco il punto, per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. E da qui la grande conseguenza. Qui non vi è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, perché la nostra vita a Cristo Gesù è tutto in tutti. Questa è la nostra vocazione. Questo è il senso cristiano della vita. Questo è ciò che interpreta tutte le circostanze che la provvidenza ci prepara. Questo è ciò che fa vivere e crescere i nostri rapporti. Questo è ciò che ci consente anche di vivere questo momento di distacco, questo momento che costa. Perché? Perché se già siamo risorti con Cristo, benché la cosa non sia ancora completamente manifesta, allora vuol dire che siamo oggettivamente orientati, incanalati a questo destino della presenza potente di Gesù in tutti noi e in tutta la realtà. E questo fa capire che ogni prova, compreso il distacco, è per un di più, è per il nostro bene, ci fa avanzare lentamente, piegando ciò che il nostro cuore trattiene ancora di terreno, perché lo possa orientare verso il cielo. La distanza, il distacco, allora diventa la condizione dell'autentico possesso. Mette al proprio posto ogni cosa, ogni aspetto della nostra vita personale, relazionale, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con le cose. Tutto questo alla luce dell'esperienza del distacco che è già orientato
a un presente di resurrezione, sia pur germinale come la stiamo vivendo nell'Eucaristia, rende questa esperienza del distacco provvidenziale. Certo, una ferita è una ferita, un dolore è un dolore, una prova è una prova, e però nella prova il Cristo nostro anticipa il destino di resurrezione e di gloria. Allora anche le parole che sono dei colpi di pietra sul marmo delle nostre resistenze del Vangelo di Luca possono, pur nella nostra miseria, essere rischiarate da questa luce del Cristo tutto in tutti. Come potremmo noi essere capaci di uno stile di vita così ben identificato dalle 4 beatitudini di Luca, a cui egli opera poi il contrappunto dei 4 guai? Ma noi sappiamo che in realtà l'uomo che è stato capace di questa beatitudine, l'uomo che è il beato dell'impossibile quasi qui descritto, è esistito ed è proprio colui che è la nostra vita. Così che anche noi, nonostante i nostri limiti, le nostre miserie, i nostri peccati se riconosciuti, possiamo stare dentro questa luce e lasciarci attirare amorevolmente a sé, vivendo abbandonati nelle braccia della Chiesa. Allora, carissimi, permettetemi di dire che in realtà questa partenza non è una partenza, questo distacco non è propriamente un distacco, non solo perché 10 anni di vita non sono uguali a 0, non solo per la bellezza struggente della nostra Venezia che oggi le remiere mi hanno fatto vedere con luce intensissima attraverso un lungo percorso acqueo, non solo per quanto abbiamo potuto con le nostre forze realizzare, non solo perché ci perdoniamo a vicenda ciò che eventualmente di male ci avessimo arrecato. No, nessuna partenza è una partenza per chi è incamminato verso l'unica meta. Cristo, nostra vita, Cristo tutto in tutti. Ogni partenza, ogni distacco, mentre ci fa vedere meglio, fa mettere a fuoco questa meta, in realtà ci avvicina secondo la regola dell'uomo nuovo che è fondata, come dice Paolo, sulla piena conoscenza che siamo ad immagine di colui che ci ha creati. E allora lasciate che io dica la mia gratitudine al Signore per questo decennio e dica il mio grazie a tutti voi, a cominciare dal Cardinal Marco, che mi è stato più che fratello in tutti questi anni, dal Vescovo Beniamino, che da domani mattina assume il compito di amministratore apostolico della nostra Chiesa, con i diritti del Vescovo fino all'arrivo del nuovo Patriarca, tutto il presbiterio. Mi hanno commosso le lettere di molti di loro, mi commuove la loro nutritissima presenza, tutti i religiosi, le religiose, che con tanta generosità da tempo danno la vita per la nostra Chiesa. Tutti voi, carissimi fedeli laici, che portate nel ritmo di un quotidiano divenuto sempre più denso di problemi e di contraddizioni,
portate sul volto il segno che Cristo è la nostra vita, lo portate nell'edificazione della famiglia, questa grande cellula della società e questo elemento costitutivo della Chiesa, lo portate nell'impegno con le nostre comunità ecclesiali, lo portate anche nella sensibilità verso il mondo della società civile. Sono grato alle autorità che hanno voluto dare un segno così squisito di gratitudine attraverso il Patriarca a tutta la nostra Chiesa. Grazie ai fratelli delle chiese e confessioni cristiane che si sono uniti a noi questa sera. Ma poi voglio dire il grazie che mi è sempre stato abituale fin dalla prima messa che ho celebrato qui in San Marco, ai bambini. Mi hanno scritto delle lettere belle e commoventi, agli anziani che ci possono seguire forse attraverso la radio e la televisione, comunque a quanti ci seguono, agli ammalati, soprattutto a coloro che sono sotto l'ombra della morte in questo momento, una morte che non è morte, che è passaggio a questa risurrezione. Quanto ho imparato, non lo dirò mai a sufficienza, visitando gli ammalati, spesso moribondi nelle case, durante la visita pastorale. Come ho visto la fede in Gesù nostra vita e come questo mi ha provocato in radice, mi ha fatto percepire tutto il mio limite, tutta la inadeguatezza a svolgere il compito del pastore. E come sempre aggiungo il mio grazie per i più poveri, per i più emarginati, per i più bisognosi, per quanti sono nella prova fisica e soprattutto per quanti sono nella prova morale. Stiamo celebrando la messa per la Chiesa locale. Che bella Chiesa locale è la Chiesa di Venezia. Realmente è un luogo di pluriformità nell'unità, come l'abbraccio della vostra presenza qui questa sera testimonia a me e a quanti ne potranno avere contezza. Una Chiesa ben radicata in Marco, nei suoi successori, in Lorenzo Giustiniani, nei grandi santi, papi e beati, nei patriarchi che ci hanno preceduto, nei tanti santi che hanno vissuto nella nostra terra e hanno seminato i carismi del rinnovamento della vita, e nei tantissimi santi anonimi, i nostri cari che ci hanno già preceduti all'altra riva e che ora sono con noi, sono veramente con noi, perché ogni liturgia terrena è liturgia celeste nello stesso tempo. Allora, amici carissimi, io dimenticherò molti, vorrei potervelo dire questo grazie a ciascuno di voi, mentre domando scusa se non perdono a coloro che volontariamente o involontariamente avessi potuto offendere in questo cammino. Non lo dico formalmente, credo che se ho peccato contro questa Chiesa ho soprattutto peccato di omissione, perché come dicono molti santi si può sempre essere di più per poter fare di più, essere di più cristiani per poter fare meglio. Questo grazie lo affidiamo alle nostre acque veneziane, alla serenissima nostra città che tanta luce ha avuto
dalla nostra Chiesa e che tanta ancora se ne aspetta. Un presbiterio solido, ricco, pluriforme, ma unito. Questo è, assieme all'apporto delle religiose, dei religiosi e di tutti i fedeli laici, questa è la grande eredità, questa è la ricchezza della Chiesa di Venezia che il patriarca Angelo lascia al suo successore. Lui l'ha trovata già ricca, si augura di non averla impoverita troppo, ma in ogni caso, per la potenza di Cristo, questa Chiesa ha un grande futuro, così come ce l'ha la città serenissima. Mi colpiva, mentre la Desdotona mi solcava le acque del Canal Grande a tale ritmo da togliermi continuamente lo zucchetto e da sbattermi la bandiera come una scudisciata contro la faccia. Vedevo i nostri bellissimi palazzi sbrecciati perché l'acqua fa questo lavoro, eppure uscire da questo segno apparentemente decadente, il prorompere della bellezza della nostra Venezia, assolutamente indicibile, indescrivibile. E vedevo la gioia di tutti i visitatori sui vaporetti stupiti che salutavano entusiasti, oltre che dei veneziani che chiamavano per nome. Questo è un presente solido. Questa Venezia larga, questa Venezia che non deve più aver bisogno di subordinate per descriversi. Dobbiamo amarla tutti, da Caorle fino a tutto l'entroterra. Dobbiamo amarci come una cosa sola nell'arcipelago della nostra varietà. Anche lì, pluriformità nell'unità. Questa Venezia è un messaggio all'umanità, perché il suo popolo la vive in modo tale da renderla un messaggio per l'umanità, una responsabilità per la Chiesa, una responsabilità per tutti gli abitanti della società civile plurale, un compito per l'umanità in un tempo di grande travaglio. Mi ha sostenuto molto in questo periodo una bella preghiera di Santa Caterina allo Spirito Santo che tento di ripetere e che vi lascio come augurio e accompagnamento al cammino. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore, tiralo a te con il tuo potere, Spirito vero, concedimi carità e timore, custodiscimi da ogni mio pensiero. Che profondità! Ci perderemmo sempre nei nostri pensieri se non fossimo custoditi. Riscaldami, infiammami con il tuo amore, sì che ogni mio peso mi paia leggero. Spirito mio Padre, dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mio ministero. Cristo amore. Amen. La voce anche commossa del Cardinale Scola in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Marco, Mirko Cavallin con Cristina Pagnini, Alessandro Polet. Salutiamo gli ascoltatori di Blu Radio Veneto che per motivi tecnici sono collegati solamente dalle 19 circa. Un'omelia, Alessandro, molto intensa, insomma avremo modo di riprenderla nei prossimi giorni, ma davvero un'omelia fatta a braccio e sta per riprendere anche il momento della celebrazione con un passaggio significativo caratteristico di questa
celebrazione, cioè la professione di fede fatta in che modo? Sì, la professione di fede è proprio per esaltare quella pluriformità nell'unità che accennava anche nella parte terminale dell'omelia, che ha sempre caratterizzato questi anni di suo ministero pastorale. Sarà svolta dal Cardinale Scola con la presenza di alcuni laici in rappresentanza contemporaneamente sia delle varie zone di vicariati che compongono la diocesi di Venezia, sia anche dei movimenti, delle aggregazioni ecclesiali laicali che animano appunto la vita del patriarcato e del territorio. Si presenteranno davanti al celebrante con una candela, con un cero acceso, e quindi sarà una professione di fede ancor più visibilmente comunitaria del pastore con la sua Chiesa nelle sue diverse espressioni. Come afferma la Lumen Gentium, si fonda sulla comune vocazione battesimale. Ora un rappresentante per ogni vicariato, a nome dell'intera comunità diocesana, accenderà al cero pasquale la candela che ricorda il battesimo e si porrà di fronte al Patriarca per rappresentare tutti noi, mentre il Patriarca ci inviterà a rinnovare la nostra fede secondo la formula battesimale. La fede è la garanzia di un vero cammino alla sequela di Cristo. I ceri dei singoli rappresentanti delle comunità diocesane, delle aggregazioni laicali, dei vicariati stanno accendendo il loro cero al cero pasquale, il cero per eccellenza, appunto, che è stato acceso e portato davanti all'area presbiterale. Ora, appunto, come ci diceva Alessandro, proprio queste persone, a nome di tutta la comunità, faranno la professione di fede, un po' come nel giorno della consacrazione episcopale un vescovo fa da solo la sua professione di fede. In questo caso alcuni rappresentanti della comunità diocesana la faranno proprio di fronte al vescovo e sarà questa professione di fede nella formula che di solito viene usata nella liturgia battesimale, quindi in occasione dei battesimi o nella veglia pasquale il sabato santo. Abbiamo seguito con intensa partecipazione l'omelia del Patriarca, che davvero in certi momenti è sembrato anche davvero commosso, ha stretto un po' lo sguardo, ma ora è il momento appunto della professione di fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di moltiplicare le sue benedizioni sulla nostra Chiesa che è in Venezia,
perché tutto ciò che il Signore ci dona trovi eco nel cuore dei discepoli di Cristo. Preghiamo insieme dicendo: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre, continua a diffondere il tuo spirito di sapienza e verità sul nostro Papa Benedetto XVI e a sostenerlo con tuo amore. Dona a lui e a tutta la tua Chiesa la capacità non solo di custodire con amore la tua parola di salvezza, ma di annunciarla con tenacia e perseveranza anche nei momenti difficili e soprattutto di viverla con trasparenza ed audacia perché tutti gli uomini siano conquistati da Cristo. Per questo noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Posa, Signore, la tua mano paterna e benevola sul nostro amato Cardinale Angelo e guidalo incessantemente nell'adempimento del suo nuovo mandato di Arcivescovo di Milano. Ricompensa con la grazia del tuo Santo Spirito la sua obbedienza al compito ricevuto direttamente dal Vicario di Cristo e fa che il suo abbandono sereno alla volontà di Dio sia per noi, popolo veneziano a lui riconoscente e affezionato, un esempio da seguire in tutte le più impegnative circostanze della vita. Preghiamo. Ascoltifica la tua Chiesa, o Signore. Signore Padre Santo, che ti prendi cura di tutti i tuoi figli, donaci un nuovo pastore che sia conforme in tutto al tuo Vangelo, una guida sicura, capace di sostenerci con instancabile sollecitudine nel nostro difficile cammino sulle orme di Cristo e un autentico fratello palpitante di umanità. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Signore, ti preghiamo perché la nostra città sia sempre più presente nella nostra Basilica Cattedrale, riunita attorno al suo Vescovo e vivendo con lui, successore degli Apostoli e continuatore del loro insegnamento, l'Eucarestia, che vivifica e unisce secondo la vita buona del Vangelo. Preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Noi, operatori sanitari di Venezia, chiediamo al Signore che ci aiuti ad approfondire l'insegnamento e l'esempio che il Patriarca Angelo ci ha dato in questi anni nel servire i malati con intelligenza e dedizione, affrontando con coraggio le difficoltà del prossimo futuro. Per questo preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore, perché ciò che in questi anni abbiamo visto e udito in parole e opere sia custodito da ciascuno di noi come un momento privilegiato della presenza di Cristo e diventi, attraverso la nostra testimonianza, fonte di conversione dalla disperazione alla speranza, dalla tristezza alla gioia e conversione alla vita comunitaria. Noi ti preghiamo. Ascoltifica la tua Chiesa. O Padre, che ci dai la gioia di sostare nella tua casa, per cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina con il tuo spirito la nostra vita e fa di noi testimoni della speranza evangelica, per Cristo nostro Signore. Sollecitati dall'incremento esponenziale di fenomeni di povertà e di emarginazione a livello locale e a livello mondiale, dovuto alla crisi economica finanziaria, è sembrato di decisiva importanza dare vita come impegno derivante dalla visita pastorale ad un'opera di educazione e di pratica del gratuito. Essa dovrà essere, come suggerisce la parola opera, un luogo concreto
in cui praticare attraverso la condivisione ordinata e fedele l'esperienza dell'imparare il dono totale di sé. Questo è il significato del gratuito. Nello stesso tempo quest'opera dovrà favorire l'approfondirsi del sempre più necessario nesso tra carità ed educazione al pensiero di Cristo, o cultura, senza il quale anche le notevoli e belle esperienze di volontariato in atto in diocesi potrebbero col passare del tempo smarrire il significato che sta alla base della loro genesi e della loro lunga storia. Sul piano pratico, da almeno un paio d'anni una commissione sta valutando un'ipotesi di attuazione di quest'opera. Essa dovrà avere un carattere di chiara diocesanità. Per questa ragione, senza rinunciare a nessuna delle opere di carità e di condivisione già esistenti, è però necessario che tutti gli attori principali di queste opere siano coinvolti in questo progetto. La commissione che sta verificando questa ipotesi presenterà il progetto all'amministratore apostolico Monsignor Beniamino Pizziol e soprattutto al nuovo patriarca affinché se ne possa verificare la consistenza pastorale e la fattibilità pratica. Come segno della nostra riconoscenza e del nostro affetto al patriarca che ci lascia, abbiamo dunque assecondato il suo desiderio di non farle dei regali, ma di devolvere le offerte per questa opera di carità a favore dei poveri, perché diventi per i giovani in particolare, ma non solo, per loro, una scuola di educazione al gratuito. Le offerte, che saranno raccolte anche durante questa Eucaristia, saranno devolute a questa opera. Con l'intervento di Monsignor Walter Perini si è chiusa la liturgia della parola. Alessandro, Monsignor Perini ha fatto riferimento a una delle intenzioni, forse la principale, che è anche nel cuore del Patriarca per la raccolta fondi, insomma, in questa occasione. Sì, infatti Monsignor Perini ha spiegato il senso di quello che è in fondo il vero dono, il vero regalo che la Chiesa di Venezia fa al Patriarca che saluta, anche raccogliendo proprio l'espresso volere del Cardinal Scola di non ricevere particolari regali o una miriade di tanti piccoli segni. Ecco che tutto diciamo, quello che singoli persone, gruppi volevano offrire al Patriarca che lascia e saluta come segno di ringraziamento e anche di affezione alla sua persona, è stato convogliato in una raccolta di fondi che appunto servirà a realizzare un'opera di carità a favore dei poveri, dei più bisognosi, probabilmente nella zona della terraferma, ma i particolari, come ha detto anche Monsignor Perini, sono in fase di verifica e saranno appunto presentati, illustrati e verificati insieme all'amministratore apostolico, che da domani sarà Monsignor Beniamino Pizziol, attuale Vescovo di Vicenza, e poi soprattutto il nuovo Patriarca quando sarà nominato e quando si insedierà qui a Venezia. Un'opera di carità perché appunto, come dicevamo anche all'inizio della celebrazione, l'educazione al gratuito è stato uno dei punti forti di questo ministero e il Cardinale Scola vuole che questa opera sia significativa non tanto e non solo per quello che di concreto riuscirà a fare, ma proprio come esortazione e come sensibilizzazione a tutte le persone, alla comunità ecclesiale e civile, di una spinta all'amore vicendevole che deve animare la vita delle persone. Ecco, significativo anche il momento dell'offertorio, molto semplice nella sua forma, ma è significativo per chi ha portato queste offerte. Infatti, come già negli altri servizi liturgici, come già nelle preghiere dei fedeli, abbiamo visto scorrere i volti variegati di questa diocesi. Anche abbiamo visto durante l'offertorio anche dei bambini, quindi proprio delle famiglie intere, e credo che chi ha un po' di confidenza con le principali celebrazioni, gli appuntamenti diocesani, sta seguendo dalla televisione questo avvenimento, ha in fondo riconosciuto tanti volti familiari, ma i volti di tante realtà diverse. È un po' quello che si è voluto
voluto realizzare nel comporre anche la celebrazione, nel dare i compiti liturgici, cioè presentare i volti di persone, zone, realtà, movimenti, comunità parrocchiali, vicariati che in fondo hanno costituito la famiglia del Cardinal Scola e con cui è stato condiviso questo importante, intenso, decennale tratto di cammino. Ecco, ricordiamo ancora che Monsignor Pizzol non è presente oggi perché è impegnato nella celebrazione patronale di Vicenza tra stasera e domani appunto a Monteberico. E infatti Monsignor Pizzol dovrà dividersi in questi, dovrà conciliare evidentemente il suo principale e fondamentale impegno, che è quello di Vescovo di Vicenza, anche da domani fino a quando appunto Dio solo lo sa, sarà nominato e verrà il nuovo patriarca. Anche il suo compito di amministratore apostolico, cioè di seguire, evidentemente di essere il punto di riferimento e di guidare almeno nella vita ordinaria in questi mesi il Patriarcato di Venezia, un compito certamente che lo sovraccarica di impegni, visto anche la diocesi di Vicenza già è molto significativa e anche molto grossa, ma che è facilitato dal fatto evidentemente che Monsignor Pizzol fino a poche settimane, pochi mesi fa e per tutta la sua vita sacerdotale è stato qui, come ricorderete, per molti anni vicario generale, poi vescovo ausiliare dal 2008, ed era quindi stata evidentemente individuata come la persona di riferimento per questo momento di passaggio, per questo momento di sede vacante. Ora inizia appunto la parte della liturgia eucaristica, dopo l'incensazione dell'altare delle offerte, l'incensazione dei sacerdoti e poi l'incensazione dell'assemblea da parte del ministrante appunto che ha il turibolo in mano. E ora la Santa Messa prosegue con la preghiera sulle offerte. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri. O Dio nostro Padre, per questo memoriale dell'immenso amore del tuo Figlio, fa che tutti gli uomini, mediante l'azione pastorale della Chiesa, possano gustare il frutto della vita riconquistato con il sacrificio della croce, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo Tu doni energie nuove alla Tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del Tuo Santo Spirito le assicuri il Tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo nostro Signore, per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al Tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la Tua gloria.
Osanna in Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco Evangelista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI, il nostro Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore,
te beva, fratello uomo, che rinfranti lassù, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Ecco il momento più solenne della celebrazione in San Marco, quello della comunione, che forse ci dà anche modo di provare a capire, a riflettere, a meditare su qualche passaggio che abbiamo sentito dell'omelia del Cardinale Scola, pronunciata, lo ricordiamo, senza un vero e proprio testo, quasi a braccio, e che ha comunque fatto emergere i temi importanti per la Chiesa veneziana e anche per la comunità civile. In qualche modo il Cardinale Scola, Alessandro, ha appunto aperto la sua omelia parlando della fatica, del distacco, del congedo dalla propria Chiesa, ma ha anche rilevato il valore, il senso di questa fatica. Infatti ha proprio cercato di cogliere nella liturgia, nelle letture di oggi, il senso di questo momento. Ha ripetuto spesso, più volte, la frase «Cristo è la nostra vita», e poiché Cristo, il risorto, è la nostra vita e noi siamo risorti con Lui, citando la lettera paolina che è stata proclamata, questo rende ricco di senso questo momento, e per questo ci disponiamo a vivere e a seguire un disegno che ci supera, un disegno che ci costa fatica, lo ha detto più volte, un disegno che ci costa, lo aveva detto anche lunedì sera alla Fenice, ma la fatica non è vera fatica, anche se certamente rimane questa dose di sacrificio e anche di dolore del distacco, perché se Cristo è la nostra vita, tutti, anche attraverso le strade che la provvidenza ci indica, siamo incamminati verso la stessa meta, cioè questa piena, come dire, unione e comunione con Lui e tra noi. Proprio perché Cristo è la nostra vita, allora in un certo senso è stato un po' questo il messaggio che ha voluto dare, credo anche a se stesso, oltre che a tutti noi, il Cardinale Scola. Possiamo vivere questo momento di distacco e appunto passare anche attraverso questa fatica, perché c'è un disegno più grande, un disegno di bene che ci supera e che ci porta, come dire, che ci accompagna in questo passaggio. Tanti destinatari anche dei saluti, dei ringraziamenti che il Cardinale Scola ha nominato, tra i fedeli per esempio appunto i rappresentanti delle aggregazioni laicali, ma anche i suoi stessi collaboratori, i sacerdoti. Si è soffermato a lungo, credo proprio anche sull'importanza, sul cammino che ha fatto e ha compiuto in questi 10 anni la Chiesa veneziana. È quello che le spetta. Sì, ha citato sia alcune persone sia molte realtà, gruppi di persone che sono stati molto a fianco a lui in questo ministero, dal ricordo e dal ringraziamento al Cardinale Cè, al Vescovo Beniamino, all'opera dei sacerdoti che hanno condiviso con lui la fatica, il ministero e anche gli obiettivi della sua azione pastorale, alle famiglie che sono state sempre al centro della sua attenzione, ai bambini che gli hanno scritto, tra l'altro lo ricordava anche nell'intervista proprio rilasciata anche a Telechiara, tante lettere molto piene e cariche di affetto in questi giorni per salutarlo. Anche agli anziani e agli ammalati. Lui, tra l'altro, questo è un passaggio che ricorda spesso nella visita pastorale che ha condotto anche nelle case, in alcune case di ammalati anche a tratti molto gravi e ormai sul punto di passare all'altra riva. Ha ricevuto da loro una testimonianza fortissima, ha detto anche nell'omelia di oggi che quegli incontri con quelle persone gli hanno dato una testimonianza fortissima, l'hanno messo davanti anche al suo limite, anche a quello che a lui mancava per avere una fede ancora più solida e profonda. È una testimonianza questa che ha ricordato spesso, questa degli incontri anche molto semplici e molto nascosti fatti nelle case. Poi ha ricordato i rappresentanti ecumenici delle altre chiese presenti, i rappresentanti delle istituzioni, a indicare anche tra l'altro una pluriformità di presenze, contatti e relazioni che hanno caratterizzato il suo ministero veneziano.
È una pluriformità nell'unità che caratterizza anche la città di Venezia, proprio ricordando le sue soste della visita pastorale. Il Cardinale Scola ha nominato le tante anime di Venezia, da Caorle all'anima industriale di Marghera, dalla terraferma veneziana Mestre al cuore della città storica Venezia, e forse questo è stato uno dei momenti in cui si è percepito di più la commozione proprio nella voce del Patriarca. Eh sì, perché lui tra l'altro è profondamente convinto che questa pluriformità sia anche la ricchezza di questa comunità sia ecclesiale che civile. Per questo il suo passaggio finale, i suoi passaggi finali rivolti a Venezia come città e come chiesa sono stati tra l'altro dei passaggi carichi anche di fiducia e di speranza. In fondo lui dice: ho ricevuto dai miei predecessori, ha ricordato anche tutti i patriarchi e tutti i santi, sia quelli canonizzati che quelli anonimi, che hanno animato la vita di questa chiesa, di questa città, di questo territorio, anche veneto e nordestino, nei secoli. Lascio una città e una chiesa solida, ben radicata, ricca appunto di pluriforme presenze di persone, di realtà che si impegnano, che svolgono il loro servizio, e che quindi sono la migliore garanzia per il futuro, e che in fondo anche la fiducia con cui lui lascia questa chiesa e questa comunità al suo successore. E poi tra l'altro ha chiuso in fondo con un'immagine che certamente gli è venuta da quel gesto che le Remiere hanno voluto fargli fare proprio un paio di ore fa, o anche 3 ore fa, quando in questo pomeriggio hanno voluto regalargli questo ultimo giro sul Canal Grande con la Disdottona, questa barca, questa gondola guidata da 18 vogatori, e lui ha proprio accennato al fatto che anche in quest'ultimo passaggio, tra i saluti ai turisti e ai veneziani che lo hanno riconosciuto sulle rive o sui vaporetti, ha potuto apprezzare la bellezza fatta di solidità e fragilità di questa città, che è assunto sull'acqua e quindi soggetta a questo continuo scorrere delle acque che vanno a insinuarsi nei palazzi, ma anche la solidità rocciosa di questa città e di questa chiesa, che continua ad essere un riferimento di bellezza, di grandezza, e che quindi deve essere consapevole di questa ricchezza che ha con sé, che ha in sé, e che in fondo ogni giorno racconta e porta in tutto il mondo. È un tragitto tra l'altro che aveva compiuto pochi mesi fa, proprio in occasione della visita del Santo Padre, quello dell'attraversamento del Canal Grande. Eh sì, un attraversamento che invece oggi ha avuto un sapore tutto particolare, perché tra l'altro è tutto per lui. Lui era praticamente, c'era soltanto lui assieme a questi 18 vocatori, un'immagine anche molto particolare, come hanno visto i telespettatori di Telechiara, probabilmente, che sono collegati fin dall'inizio. Era tutta per lui questa traversata e questa ultima immagine di Venezia alla luce del tramonto. Allora approfittiamo ancora di questi pochi minuti di silenzio, prima appunto che la celebrazione continui, per provare a riflettere, Alessandro, proprio in qualche modo sulle ultime parole di riflessione, su quello che il Cardinale Scola ha ripetuto anche alla Fenice qualche sera fa, cioè la grande responsabilità di noi veneziani. Più volte abbiamo sentito durante la visita pastorale il Cardinale Scola illuminarsi di gioia nel constatare che una città da molti definita, appunto, come dicevi poco fa, decadente, sulla via del tramonto, invece una città che offre davvero una grande vivacità, una grande vitalità, forse anche più della terraferma veneziana, quindi forse dovremmo cominciare a ripartire da qui. Diciamo che, come gli hanno riconosciuto anche le autorità civili, il Patriarca Scola è stato capace di dare una scossa alla città, soprattutto ricordandogli la consapevolezza di essere portatore di grandi tesori, di grandi ricchezze, non soltanto esternamente, come del resto questa basilica testimonia, ma anche come ricchezza di cultura, di storia, di tradizioni, anche proprio di vita, proprio di soggetti, di popoli, di comunità. Lui stesso ha ricordato proprio come la stessa area veneziana, che spesso viene citata come decadente, magari in declino, sia in realtà vitalissima e ricchissima, anche se magari non molto riconosciuta, non molto collegata. Diciamo che uno dei suoi meriti, che appunto le autorità civili hanno riconosciuto, è quello di aver un po' risollevato e dato una scossa, una spinta a Venezia, perché sia consapevole della sua grandezza.
Esatto, sottolineando anche la vocazione di questa città che potrebbe essere in qualche modo il fulcro di un nord-est chiamato a diventare davvero una cerniera anche tra nord e sud. Più volte il Cardinale Scola ha sottolineato appunto la grande potenzialità di quest'area triveneta che potrebbe naturalmente prendere origine dalle passate tradizioni di questa città di mare, ma che oggi significa anche misurarsi con l'accoglienza e con una sfida nuova, che è quella appunto di accogliere il diverso, soprattutto in un momento storico particolare tra il nord e il sud, un sud che potrebbe essere appunto il Nord Africa e tutti i suoi cambiamenti. Ma adesso continuiamo appunto a trasmettere in diretta, lo ricordiamo, dalla Basilica di San Marco, la celebrazione di congedo del Cardinale Scola. O Padre, fino alla venuta del Cristo suo sposo, l'integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna. Tu che la edifichi incessantemente con la parola e il corpo del tuo Figlio, non privarla mai della tua paterna protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Caro Patriarca, quante volte ci ha detto che per un uomo e una donna la cui umanità è stata cambiata dall'incontro con Cristo, qualunque situazione, anche quella che umanamente noi potremmo considerare la più difficile, le è amica. Lo ha detto questa sera anche durante l'omelia, quando ha affermato, richiamando Paolo, che la nostra vita è nascosta in Cristo. E quindi anche questa sera, in questo momento così difficile per lei ma anche per noi, dobbiamo dirci beati. Noi sentiamo il bisogno come Chiesa di dire il nostro grazie e sottolineare alcuni aspetti importanti della sua persona e del suo episcopato. Prenderanno la parola un sacerdote, Don Orlando Barbaro, un laico adulto, Giampaolo Rossi, e un giovane, Filippo Toso, che ringraziamo fin d'ora di aver accettato di dar voce ai sentimenti di tutti noi. Eminenza Reverendissima, amatissimo Padre, nell'omelia della celebrazione eucaristica d'inizio del suo ministero episcopale in diocesi, in quell'ormai, almeno così ci sembra lontano, 3 marzo 2002, lei esordiva con queste parole: Signore, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere. La domanda imperiosa della donna che Gesù incontra al pozzo di Giacobbe in Samaria si fa quasi fisicalmente palpabile nel bel mosaico del XII secolo che si trova nella cupola di San Leonardo di questa nostra splendida basilica. Vi si narra proprio l'episodio evangelico di oggi. Gli antichi autori del mosaico hanno magistralmente rappresentato nel delicato protendersi della Samaritana verso di Gesù la prima mossa dell'umana libertà. Ciascuno di noi la riconosce molto bene. Si chiama desiderio. Tutti i giorni, incalzati dai bisogni che gremiscono il nostro cuore, la sete di cui parla l'Evangelista, andiamo alla ricerca di qualcosa che ci soddisfi, l'acqua per cui la donna viene al pozzo.
nel commentare il brano evangelico che la liturgia della terza domenica di Quaresima ci proponeva, quello appunto dell'incontro di Gesù con la Samaritana, lei già tracciava i capisaldi del suo ministero, che via via nel corso del tempo avremo imparato a conoscere. I temi dell'incontro personale con il Signore come fondamento della nostra rigenerazione nella fede, del desiderio, del per sempre, il tema della missione fondata sulla testimonianza, ricompariranno nelle altre due icone evangeliche delle assemblee diocesane, quella di Zaccheo, con l'invito di Gesù: oggi devo fermarmi a casa tua, e quella della chiamata dei primi due discepoli. Andarono dunque e videro dove egli abitava, per confluire poi nella sintesi delle 4 dimensioni della vita cristiana che hanno accompagnato la preparazione e lo svolgimento della visita pastorale. Ed infine il cammino diocesano della scuola di metodo, dove questi temi, attraverso la categoria dell'implicazione, ci hanno fatto crescere sacerdoti e laici, aperti verso una dimensione di Chiesa missionaria che non teme le sfide del mondo, ma si sente chiamata come singoli all'interno di una comunità di dare ragione della speranza che è in lei. Un solco profondo che ci ha cambiati dentro, un solco dove è stata versata un'abbondante seminagione e che ora aspetta a noi far fruttificare. Amata Chiesa di Venezia, vai oltre. Questa consegna che lei ha voluto dare alla nostra Chiesa e che il Santo Padre ha bene espresso nella sua recente visita pastorale, diventa il monito che desideriamo accogliere, assicurandole che il grande tesoro che in questi quasi 10 anni lei ci ha donato con grande impegno e senza risparmiarsi, lo sapremo, con l'aiuto della grazia di Dio, far fruttificare. Eminenza, è stato per me un vero privilegio collaborare con lei. La ringrazio per quanto mi ha dato. Esso resterà una pietra miliare nel mio servizio futuro alla Chiesa di Venezia. Le assicuro un particolare ricordo riconoscente al Signore, alla Madonna Nicopeia, perché l'accompagni nel suo nuovo e impegnativo ministero nella diocesi di Milano. In questo mi faccio voce di Monsignor Beniamino, che per impegni pastorali in diocesi non è potuto essere presente, ma che mi ha assicurato essere qui in spirito, dell'intera comunità presbiterale diocesana e religiosa e della comunità diaconale. Ancora dal più profondo del cuore il mio grazie riconoscente. Eminenza Reverendissima, carissimo Padre, è stato chiesto a me di rivolgerle un saluto nel momento in cui lei prende commiato da noi. Lo faccio con gioia, non priva però di qualche titubanza, che ho vinto decidendo che le avrei parlato con il cuore. È il modo che meglio interpreta i sentimenti di quanti siamo qui questa sera. Un pastore che saluta il popolo di Dio che gli era stato affidato, figli che salutano il Padre che parte. L'avvenimento che ci ha convocati qui questa sera era impensabile fino a poche settimane fa. Sotto le cupole dorate della nostra Basilica Cattedrale, a maggio abbiamo accolto Papa Benedetto XVI. Poi, agli inizi di giugno, abbiamo salutato il nostro carissimo Don Beniamino, mandato dal Santo Padre a governare la Chiesa di Vicenza. Bastavano e avanzavano queste emozioni.
E invece no, è giunta la decisione del Santo Padre di affidare a lei la guida della chiesa di Sant'Ambrogio in Milano. Seppur i rumors mediatici avevano in qualche modo anticipato l'evento, pochi vi avevano dato credito perché in realtà nessuno voleva crederci. La notizia invece è giunta e ci ha lasciati attoniti e un po' sgomenti. Conclusa la visita pastorale, eravamo certi che lei ci avrebbe accompagnati verso quell'oltre così carico di significato e mirabilmente indicatoci dal Papa nella sua recente visita. Ci siamo sentiti improvvisamente soli. Tanti i sentimenti che hanno attraversato il nostro cuore e tanti i pensieri e tante le reazioni che hanno scosso la nostra anima. Ma ancora una volta è stato il suo insegnamento a venirci in aiuto, a partire dall'omelia di questa sera. Però siamo andati e non potevamo non riandare al saluto di commiato da lei rivolto al Vescovo Beniamino. In quella occasione lei ci ha esortato a inserire quella partenza dentro la dimensione ecclesiale, dentro una prospettiva di fede, la sola che aveva la forza di trasformarla in dono. E ci ha ripetuto, con la voce che le si incrinava, che il dono richiede sacrificio. Di certo, ne siamo persuasi, è un sacrificio per lei lasciarci, quanto per noi lasciarla andare. Vogliamo perciò assicurarla, e crediamo che questo sia per lei una consolazione, che stiamo vivendo questo momento con la serenità cristiana che si abbandona fiduciosa al disegno della provvidenza che guida i passi degli uomini nella storia. In questo momento affiorano alla memoria tanti ricordi, affetti, lavoro, riposo. Ce le ricordiamo quelle parole, tra le prime che ci hanno colpito e sulle quali ci siamo interrogati, glielo diciamo con sincerità, non senza qualche perplessità. Non tutti e non subito abbiamo capito il senso di quell'insistenza su quelle tre parole che lei andava ripetendo anche in circostanze diverse con un linguaggio che talvolta ci pareva difficile. Solo più tardi, nel susseguirsi e nello svolgersi del suo ministero e del suo insegnamento, avremmo capito che con quei tre termini, affetti, lavoro, riposo, voleva consegnarci non un'idea astratta di uomo, ma voleva trattenere la nostra attenzione sull'uomo concreto, fatto di carne e di sangue, situato in una storia, in un luogo, immerso in un tessuto di relazioni, perciò colto nelle sue dimensioni più elementari e più quotidiane. Perché, così ci ha spiegato, è per quest'uomo che ama e soffre, che gioisce e che patisce, che lavora o soffre per la mancanza di lavoro, è per quest'uomo che Cristo è morto e risorto. L'abbiamo capito ancora meglio nella scuola di metodo che resta iscritta come una tra le sue più felici intuizioni pastorali. Attraverso quel gesto ecclesiale, come lei puntualmente definiva quel nostro incontrarsi, lei ci ha preso per mano e ci ha condotto dentro la storia viva degli uomini, dentro la nostra storia, nella quale hanno fatto irruzioni problemi nuovi e inediti. Ce ne ha fornito le chiavi di lettura, illuminandoli con la luce del Vangelo, anzi, ci ha fatto capire che è proprio il Vangelo che ne consente una straordinaria comprensione. Abbiamo così avuto modo di apprezzare la sua statura di intellettuale e la sua sollecitudine pastorale di vescovo, ma su tutto è emersa la sua irriducibile passione per Cristo e per l'uomo. Ci ha reso partecipi della sua granitica convinzione che l'incontro con Cristo ci trasforma a partire dalla nostra quotidianità, che il Vangelo ha la forza di trasformare la vita di ogni giorno in una vita buona, che non c'è situazione, non c'è circostanza che possa essere estranea alla vita cristiana. Padre carissimo, lei così ci ha tratti fuori dalla tentazione di rinchiuderci nella sicurezza dei nostri recinti. Ci ha resi sicuri che la forza del Vangelo ci consente di attraversare anche questo nostro tempo.
ci ha resi certi della speranza che non delude, ci ha incoraggiati ad essere nel mondo per dare, attraverso l'ascolto e il dialogo, il nostro specifico e decisivo contributo per una vita buona accanto all'uomo di oggi, divorato dalle sue ansie e dalle sue fragilità. Dare ragione della speranza che è in noi attraverso il suo insegnamento ha così assunto un profilo preciso, puntuale, concreto, certo impegnativo, ma certamente e sicuramente affascinante. Ci ha così dispiegato orizzonti più alti e frontiere nuove sulle quali collocare la nostra testimonianza, che ci ha esortato a rendere con coraggio ma senza arroganza. In tutto ciò lei è sempre stato rispettoso della libertà di ciascuno e di tutti, perché ci ha insegnato che solo una proposta liberamente ascoltata e liberamente accolta ha la forza di metterci a nudo e di stimolare una risposta di conversione. Per questo lei è stato anche un vescovo impegnativo. Chi decideva di ascoltarla non poteva cavarsela a buon mercato con una obbedienza acritica o con un dissenso di maniera. La rigorosità del suo argomentare, il suo andare sempre alla radice delle questioni esigevano che consenso o dissenso avessero lo stesso rigoroso percorso. Lei ha saputo parlare agli uomini con una grande capacità di essere in sintonia con i loro problemi, di interpretare le loro speranze. Lo abbiamo potuto constatare nel corso della visita pastorale innanzitutto. Ovunque è stata accolta non solo dalle nostre comunità, ma l'hanno spontaneamente cercata le pubbliche istituzioni, il mondo della politica, dell'economia, del lavoro, il mondo della scuola e della cultura. Ovunque ha ricevuto affetto, attenzione, rispetto e in ogni circostanza, innestandosi nella realtà, ha annunciato il Vangelo anche quando questo poteva toccare fragilità e sofferenze. Il segno del suo passaggio nel corso della visita pastorale è rimasto profondo ed incisivo. Resta a noi ora farlo fecondare. E un'ulteriore prova l'abbiamo avuto anche in occasione degli incontri promossi dalla Scuola Santa Caterina d'Alessandria sulla Caritas in Veritate e sulla Verbum Domini. A Mestre il Teatro Gremito, così pure quello di Jesolo e di Venezia. E sono corsi ad ascoltarla certo i fedeli cristiani, ma anche coloro che vivono più alla periferia delle comunità cristiane o fuori di esse. Lei ha saputo parlare a tutti e per tutti. Caro Patriarca, la stima, l'apprezzamento e il rispetto che l'hanno circondata ci ha fatto sentire e ci fa sentire orgogliosi di aver avuto un vescovo come lei. Quante altre cose vorremmo dirci? Ma in questo momento immaginiamoci ai piedi del treno che lo sta portando a Milano. Il capostazione sta fischiando il tutti in carrozza. E allora, velocemente, un ultimo grazie che sento di doverle esprimere. Lei ha voluto e saputo valorizzare la presenza nella nostra Chiesa del sempre amato Patriarca Emerito Marco. Affidando alle sue cure gli esercizi spirituali, ha consentito che migliaia di persone attingessero a Lui come ad una fonte d'acqua fresca, imparassero da Lui a gustare la parola di Dio, ammirassero in Lui che cosa significa la vicinanza con Dio. Vogliamo che lei sappia che abbiamo apprezzato questo suo gesto, segno di saggezza pastorale e di grande sensibilità umana. Immagino che quando lei è venuta a Venezia, nelle sue prime celebrazioni eucaristiche e nei vari incontri, lei avesse davanti a sé volti sconosciuti, sguardi anonimi e forse si chiedesse: ma che sono queste persone che mi sono state affidate? E noi d'altra parte a scrutarla per cercare di intuire chissà cosa e a chiederci: ma come sarà mai questo nostro patriarca? Questa sera non è così. I suoi occhi si posano su persone che hanno un volto che le è familiare ed hanno uno sguardo
che le raccontano storie che appartengono anche a lei. E noi, d'altro canto, oggi sappiamo la risposta a quell'interrogativo, perché sappiamo che patriarca lei è stato per noi. Grazie, Padre carissimo. Grazie, grazie davvero. Seppur con il comprensibile dolore del distacco, ci rialziamo nella serenità che genera gioia, invocando per lei la protezione del nostro San Marco e della Madonna Nicopeia. Ci permetta di stringerla in un abbraccio filiale e quando il prossimo ci permetta di stringerle un abbraccio filiale e quando il prossimo 25 settembre li incontrerà, saluti e abbracci per noi, i nostri fratelli della Chiesa di Sant'Ambrogio in Milano. Buon viaggio e buon lavoro. Eminenza carissima, poche parole. Con cui anche noi giovani del Patriarcato vogliamo salutarla e farle i nostri auguri per la nuova e impegnativa avventura che la attende. In questi 9 anni e mezzo abbiamo imparato a conoscerla e ormai è più che solo affetto quel che ci lega a lei. Ogni anno ha voluto convocarci ai tradizionali appuntamenti del pellegrinaggio alla salute e alla Via Crucis. L'abbiamo incontrata nelle nostre parrocchie in occasione della visita pastorale. Con lei abbiamo celebrato 3 indimenticabili feste dei giovani a Jesolo e abbiamo dialogato con lei alla pari agli incontri dello Style of Faces. Lei ha accompagnato il percorso di molti di noi attraverso la giovinezza, dall'adolescenza sin quasi alle soglie dell'età adulta. Altri che ora sono ancora giovanissimi hanno iniziato a seguirla tardi, ma in quello che ci consenta di dirlo è stato il suo periodo migliore. Non le nascondiamo infatti che all'inizio seguire il suo passo e il suo pensiero ci risultava difficile. Lei ci ha detto durante il nostro recente incontro a Madrid che difficile è ciò che non si vuol capire e che all'inizio noi non volevamo fare la fatica di imparare cose che non conoscevamo già, che per le cose importanti bisogna far fatica, ci vuole sacrificio. E questo è vero. Lei ci ha insegnato che non si cresce se non si cambia. Ci ha messi in guardia dalle scorciatoie comode, dagli obiettivi facili, dallo stile dei vagabondi senza meta e ci ha spronati a puntare in alto come pellegrini, fragili, certo, magari con molti dubbi in testa, ma consapevoli della direzione di seguire. Lei ci ha sempre ricordato che non importa se non si capisce tutto, prima o poi le risposte verranno. Quel che conta è rimanere fedeli alla compagnia degli amici di Gesù che è la comunità cristiana. Lei ci ha aiutati ad essere liberi davvero, ad amare davvero, ad essere donne e uomini fino in fondo. Le assicuriamo che non dimenticheremo tutto questo e che ci impegneremo ad essere coerenti con la nostra vocazione ogni giorno. Grazie, Patriarca, per aver scommesso su di noi. Grazie per la stima e la fiducia che ci ha sempre dimostrato. Grazie per il bene che ci ha voluto. Grazie perché ci ha testimoniato il suo amore per Gesù e ci ha aiutati a conoscerlo e ad amarlo di più. Grazie di cuore. Ci auguriamo che quanto trasmesso a noi possa donarlo anche ai nostri amici di Milano, ai quali da oggi ci sentiamo uniti in modo speciale. Come a noi ha più volte raccontato episodi della sua giovinezza milanese,
comunichi loro le belle cose che ha vissuto nella sua maturità veneziana. Questo distacco ci rende tristi, ma non ha l'ultima parola sulla nostra amicizia. Come lei ci ha recentemente ricordato, nell'amicizia del Signore Gesù nulla va perduto. La ricorderemo nelle nostre preghiere. Chiediamo anche a lei di pregare per noi, così saremo sempre in comunione. Buon cammino, caro Patriarca Angelo, e auguri. Caro Patriarca, quando in ossequio alle disposizioni canoniche conclusi il mio ministero patriarcale in questa nostra Chiesa, presi la decisione di rimanere a Venezia. Dopo 23 anni di servizio, umile quanto volete, a questa comunità io non avevo altra famiglia che questa. Venezia era la mia chiesa e la mia casa, il presbiterio, la mia famiglia. Tu, Patriarca, arrivando a Venezia, mi hai aperto il cuore come un fratello. Ne è nata un'amicizia che con gli anni è andata sempre crescendo. Venuto a conoscenza dell'opera degli esercizi spirituali e saputo che a me stava molto a cuore, me l'hai affidata. Io mi ci sono dedicato con gioia finché le forze mi hanno sorretto. Ora faccio ben poco, ma godo per il poco che riesco a fare. Finché ci sono riuscito, mi hai voluto anche partecipe dei momenti liturgici più importanti per la vita della nostra Chiesa, come il Natale, il Triduo Pasquale, la festa di San Marco. Con te ho vissuto i momenti solenni delle assemblee diocesane che hanno segnato le tappe principali della vita della nostra Chiesa. Insieme abbiamo consegnato al Signore i confratelli ritornati alla casa del Padre e abbiamo vissuto le giornate indimenticabili, oserei dire pentecostali, dei funerali del Beato Giovanni Paolo II e del conclave che ha eletto Papa Benedetto XVI. Più volte, con tratto di dedicata amicizia, mi hai confidato le gioie e le fatiche del tuo ministero episcopale. In quei momenti ci siamo sentiti veramente fratelli, consegnati al Signore per la vita di questa nostra Chiesa, da tutti e due tanto amata. Con gioia ho seguito lo svolgimento della visita pastorale e ho goduto nel vedere l'affetto con cui le comunità accoglievano la presenza ricca di calore del loro pastore e quanto apprezzavano la tua capacità di entrare nei loro problemi e in quelli del territorio. Tu hai aperto la nostra Chiesa al dialogo con tutte le dimensioni della società e della cultura. L'hai chiamato con forza all'impegno missionario e al dono gratuito di sé ai fratelli, segnando così un'audace e dinamica fedeltà al Vangelo. Ora la mano provvida che guida la storia divide le nostre strade. Mentre le mie forze declinano, urge per te la voce del Signore, che ti chiama a un compito esigente e gravoso. Mentre ti ringrazio per l'affetto fraterno e l'amicizia che mi hai riservata, ti auguro un lungo operoso cammino nel servizio della Santa Chiesa che è in Milano. La fede, la comunione e l'affetto che vibrano nell'assemblea di questa sera ti devono essere di sicuro conforto. Il risorto
che è qui con noi, radunati nel suo nome, Lui che ti ha accompagnato in questi anni e che insieme abbiamo confessato, sarà sempre nella tua barca e ti dirà ogni giorno: coraggio, ci sono io, non aver paura. Più volte, congedandomi dopo i nostri fraterni colloqui, mi hai detto: preghiamo la Madonna. Un'espressione che, te lo confesso, mi faceva tenerezza. Questa sera la dico io a te. La dolce mano della nostra Nicopeia sostenga ogni giorno la tua fede, perché sia sempre forte e tu, a tua volta, possa confermare i fratelli. Al termine della messa potremo salutare il Patriarca nella piazzetta dei Leoncini. Come semplice segno abbiamo assecondato il suo desiderio di non farle regali, ma un piccolo segno glielo vogliamo fare, Eminenza. Si tratta di un anello episcopale d'oro, lavorato da 2 orafi del nostro patriarcato, Luciano Brollo e Francesco Pavan. Desideriamo che guardando questo anello lei ricordi i 10 anni vissuti nella città più bella del mondo. Lo diciamo con tanto affetto verso i milanesi, ma è la verità. Vogliamo che guardando questo anello lei ricordi anche che le abbiamo sinceramente voluto bene. L'abbiamo seguita sulle strade che ci ha indicato con filiale obbedienza e ora le siamo riconoscenti per la sua testimonianza. Noi siamo sicuri che lei saprà con l'aiuto del Signore sorprendere i milanesi e sarà iscritto fra i grandi arcivescovi di quella città. Ma se qualche volta le dovesse accadere di essere un po' provato, che qualche nuvola un po' oscura si innalzi sopra di lei, ritorni con la mente a questa città lagunare e ricordi con gratitudine gli anni trascorsi tra noi. Che cosa c'è infatti di più consolante se non ricordare le persone che ci vogliono bene? Il santo patrono San Marco, Sant'Ambrogio, la Vergine Nicopeia, insieme alla sua mamma, Regina, di cui oggi ricorre l'onomastico, il papà Carlo, il fratello Pietro, Don Luigi Giussani, il beato Giovanni Paolo II che tanto le ha voluto bene e tanti amici che lei ha nel cielo, le siano vicini in questa fase nuova della sua vita. Buon cammino, Patriarca Angelo, e grazie. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Lo Spirito è la garanzia di una presenza
anche oltre un'apparente assenza. È il fondamento della nostra speranza che ci proietta verso il futuro. Per questo ora lo invochiamo sul Cardinalangelo e sull'intera nostra Chiesa diocesana, cantando insieme l'antico inno del Veni Creator. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus in caritas, et spiritualis unctio. Accende lumen sensibus, infonde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma perpetua. Per te sciamus dabare, noscamus atque fili, te utriusque spiritu, credamus omni tempore.
Prima della benedizione della Trinità rinnovo il mio grazie a voi tutti. Scusatemi se non faccio gli elenchi, ma veramente ridico tutta la tenerezza del mio affetto al Cardinal Marco, che non mi farà mancare sicuramente la sua delicata amicizia anche nel futuro. Lo ridico ai delegati che hanno preparato tutto questo gesto, voi tutti che avete fatto un sacrificio non piccolo, e vi assicuro che il vostro abbraccio è per me di grande aiuto. Vi invito a camminare decisi, non deve venir meno nulla in questo tempo di attesa. Lo sguardo di Sua Eccellenza Beniamino da domani mattina accompagnerà il lavoro dei delegati e di tutti voi, e preghiamo ogni giorno per il nuovo Patriarca. Veramente questo è l'elemento decisivo. Poi la provvidenza ha sempre le sue strade. Proprio domani mattina mi è toccata l'udienza con il Papa per l'avvio del Ministero di Milano, quindi porterò a lui ancora una volta il vostro grazie e i vostri saluti per il bene che la sua visita ci ha fatto, assicurandolo che già le nostre comunità sono al lavoro su quanto ci ha detto e quanto continua a insegnarci con il suo ministero. Di nuovo grazie di tutto cuore a tutti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Del Patriarca Angelo Scola, arcivescovo eletto di Milano. Tra poco uscirà il Cardinale Scola dalla Basilica di San Marco gremita per questa occasione, e si recherà appunto nella piazzetta dei Leoncini, dove avrà modo di salutare informalmente tutti coloro che vorranno appunto stringergli ancora una volta la mano. Che dire, un'assemblea davvero speciale, davvero intensa. Anche gli indirizzi di saluto che abbiamo sentito poco fa, quelli di Monsignor Orlando, quelli appunto di Giampaolo Rossi, di Filippo Tosi, e soprattutto anche le parole del Cardinale appunto Marco Cè, Patriarca Emerito di Venezia, che ha davvero indotto la commozione negli occhi del Cardinale Scola. È la prima volta probabilmente che l'abbiamo davvero visto commosso fino alle lacrime, quindi sono dei momenti che ci resteranno dentro la storia di questa Chiesa, la storia di questa comunità. Prima di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile anche questa straordinaria diretta, vorrei ringraziare anche Alessandro Poletto dell'ufficio stampa del Patriarcato di Venezia, che come sempre si è speso anche per la cronaca di questa concelebrazione, e chiedere così un ultimo commento, un ultimo saluto. Alessandro. Beh, raccogliamo queste ultime immagini, quel bellissimo abbraccio anche commovente, perché commosso da entrambi, del Patriarca Emerito Marco e del Cardinale Angelo, che in fondo è stato forse il momento più toccante oltre che culminante di questa celebrazione. Ma vi invito anche a tornare sui due saluti dei due laici, che hanno fotografato con grande verità, autenticità e anche senza nascondere proprio tutto il percorso che c'è stato, e che hanno fotografato benissimo, con genuinità, il percorso di questa Chiesa e anche il legame di amore che è sempre più cresciuto tra il suo pastore Angelo e le comunità e il territorio che ora lascia. Mirko Cavallin.
Io approfitto per, a nome di Blu Radio Veneto, a nome anche di tutti i tecnici, il personale di Telechiara, la direzione, ringraziare, insomma, lo facciamo umilmente, ma per quello che ha fatto il Patriarca in questi anni. Lui ha sostenuto fortemente Telechiara, ha fatto nascere Blu Radio Veneto 3 anni e mezzo fa, quindi noi perdiamo certamente qualcosa, cioè perdiamo certamente un sostegno, e confidiamo che il suo successore, che arrivi quanto prima innanzitutto, ma che possa avere la sua stessa sensibilità verso i mezzi di comunicazione per i quali noi mettiamo a disposizione le nostre capacità. Un ringraziamento anche ai custodi della Basilica, che ovviamente sono sempre di importante supporto in queste occasioni, e tutti i tecnici sia in radio che in televisione che ci hanno permesso di andare in onda. Grazie, mi unisco naturalmente nel ringraziamento personale anche a nome di Telechiara proprio nei confronti del Patriarca Angelo. Continuiamo ancora per una volta a chiamarlo così per la sua fiducia e il suo sostegno che ha dato nel significato e nella missione delle comunicazioni sociali. Grazie naturalmente alle maestranze della Basilica di San Marco, grazie agli ascoltatori di Blu Radio Veneto che ci hanno seguito e ai nostri spettatori di Telechiara. Grazie veramente a tutti e buon proseguimento.